Buongiorno a tutti, benvenuti. Sono Rosella Pellerino, direttore scientifico dell'Esposito Sitan. Chiedo scusa per questa mia collocazione da remoto, ma purtroppo stamattina mi sono svegliata con 39,3 di febbre, quindi non mi è sembrato prudente partecipare di persona. Sono comunque appunto felicissima di coordinare, di moderare questo incontro di oggi. Lascio la parola innanzitutto al nostro presidente Michelangelo Ghio per un saluto e per il benvenuto di casa. Grazie. Benvenuti a tutti. Prima saluto Occitania, a nostro modo, visto che è un po' chiamiamolo il cuore dell'Occitano in Italia. E in questa occasione parleremo non solo di acciugai, c'è la fiera degli acciugai, ma gli acciugai comunque sono un fenomeno migratorio per la valle importante, ma in questi ultimi anni i fenomeni migratori cambiano percorso. Prima erano sempre a senso unico, quindi gli acciugai se ne andavano, adesso sta succedendo un po' il contrario e quindi ci siamo trovati un po' in mezzo a questo crocevia di viaggi avanti e indietro e Spaziosità, oltre che lavorare sulla lingua, sul recupero della lingua e offrire servizi alla popolazione o traduzione, interprete, organizzare eventi, è entrato anche in un altro meccanismo, in partenariato, una rete locale in cui c'è il comune, la scuola, una cooperativa, altri soggetti per usare anche il cappello della cultura locale e della lingua occitana come forma di facilitazione all'integrazione dei nuovi migranti che vengono qua, qualcuno per scelta, qualcuno perché per forza capita qua e quindi abbiamo cominciato questo progetto. Siamo alle prime fasi e è una situazione difficile e complessa perché non c'è un formato che funziona, quindi è una sorta di progetto sperimentale e all'interno di questo progetto abbiamo scelto di usare il contenitore della Fiera del Ciugai, che è la fiera dei migranti, il contenitore di questo progetto per parlare dell'immigrazione a 365 gradi. E vi dico che questa sarà anche lì stiamo facendo le prove, sarà in diretta streaming, quindi vi vedranno da tutto il mondo chi parteciperà. E adesso lascio di nuovo la parola a Rosella Pellerino, il nostro direttore scientifico, che non può essere qua per motivi diversi, ma lei è stoica e quindi ha deciso comunque di gestire l'incontro anche a distanza. Grazie della partecipazione e buongiorno a tutti. Buon lavoro. Grazie Michelangelo. Sì, terra lasciata, terra trovata è il titolo che Teresa Totino ha trovato per questa tavola rotonda, questo incontro di oggi. Come diceva Michelangelo, vogliamo proprio riflettere in senso storico e anche sociologico sul tema dell'immigrazione, da quella del passato che appunto negli anni, nei secoli passati ha spopolato le nostre valli e la Valle Maira anche in particolare a quella odierna che invece vede ripopolarsi la valle e soprattutto la bassa valle di nuove famiglie, di nuovi cittadini multiculturali, plurilingue che arrivano a vivere, scelgono di vivere sul nostro territorio, scelgono di lavorare sul nostro territorio. Come diceva Michelangelo, quest'anno abbiamo affiancato le nostre solite obiettivi, che sono quelli appunto della diffusione della lingua e della cultura occitana, con un progetto appunto più ampio che era legato proprio al plurilinguismo, al pluriculturalismo e il progetto si chiama Negaso Valle Maira e Casa Mia. Nell'ultimo anno, partendo proprio dall'ottobre scorso, nelle scuole di Dronero, abbiamo iniziato con capofila la cooperativa Liberi Tutti e partner appunto l'Espacio Sitan insieme al Museo Mallè e l'associazione Voci del Mondo, insieme all'Istituto Comprensivo di Dronero, insieme al Comune di Dronero e al Consorzio Socioassistenziale del Cuneese, questo progetto che ha potuto realizzarsi grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del bando Territori Inclusivi
che era stato promosso in collaborazione con la Fondazione CRC e con l'adesione della Fondazione De Mari. Questo progetto ci ha visti nelle scuole di Dronero, noi operatori di Espacio Città e gli operatori di La Liberi Tutti, andare a lavorare insieme ai bambini e ai ragazzi e alle loro famiglie proprio sul tema del plurilinguismo e del pluriculturalismo, quindi partendo dalla cultura occitana, partendo dalla lingua occitana, andando a vedere quali sono le numerose lingue che sono parlate in classe e i tanti punti di contatto che ci sono tra le nostre culture alpine, quindi i personaggi delle feste, gli stilemi o le simbologie della musica, rispetto a quelle dei paesi d'arrivo delle famiglie dei nuovi cittadini di Dronero. Abbiamo trovato tanti punti di contatto, molti di questi li troverete esposti e presentati proprio domani, anzi vi invito a partecipare alle ore 16. Domani avremo la presentazione e l'inaugurazione della mostra che si chiama appunto Negasova alle Mare a casa mia, una mostra che è curata da Ivano Mulatero insieme a Domenico Olivero, si svolgerà ovviamente al Museo Mallè e sarà aperta poi per i mesi estivi, in cui sono esposti appunto molti degli elaborati che i ragazzi hanno realizzato in classe, ma soprattutto anche sono state rielaborate queste tematiche in maniera artistica e simbolica naturalmente, per cercare di proporre al pubblico, di far comprendere al pubblico quello che è stato il percorso che noi abbiamo attraversato insieme alle classi quest'anno, quindi non solo bilinguismo ma plurilinguismo. Questo tema dell'emigrazione si legava molto bene appunto al tema che la fa da padrone nella fiera delle Anciue, quindi il tema dei lavori stagionali, degli spostamenti che da secoli hanno interessato la Valle Maira, quindi gli acciugai, i cavier, molti altri lavori caratteristici del nostro territorio. Quindi abbiamo scelto, su richiesta anche del Comune di Dronero, di avere questo momento culturale oggi pomeriggio in cui dare voce a un parterre molto ricco di esperti e di studiosi che ci andranno a raccontare proprio questi due aspetti della terra lasciata. Quindi avremo una prima parte con degli storici, con degli studiosi che ci racconteranno quello che è un po' il passato, quella che è l'esperienza della emigrazione dalla valle, e poi avremo una seconda parte di interventi invece legata alla terra trovata, cioè a chi sceglie di vivere e di lavorare nella Valle Maira, nella Dronero di oggi. Quindi avremo ben 7 contributi, ve li introdurrò man mano, con appunto molti spunti interessanti. Faremo questo primo giro e poi speriamo di restare nei tempi e di avere modo alla fine di poter fare ancora alcune riflessioni e di dar voce eventualmente anche alle vostre domande. Come ha già ricordato Michelangelo, la tavola rotonda è trasmessa anche in diretta streaming sul canale YouTube della nostra associazione e quindi poi potrà comunque essere rivista anche successivamente. Io non voglio sottrarre altro tempo, altro spazio ai nostri relatori, quindi se siete d'accordo partirei subito in medias res andando al nostro primo relatore, che ringrazio molto di aver accolto il nostro invito. E si tratta di Giancarlo Libert, che qualcuno di voi sicuramente conoscerà per i suoi libri. È uno studioso e autore di numerosi volumi sull'emigrazione dal Piemonte. L'emigrazione dal Piemonte, come sapete, ha portato molti dei nostri antenati in Argentina, nelle Americhe, in Francia, e ci parlerà in modo specifico dell'emigrazione dal Piemonte e dalla provincia di Cuneo in Argentina e nel mondo, quindi ci illustrerà le motivazioni che hanno portato al rapido spopolamento di molti paesi della montagna e della collina cuneese. Io lo ringrazio e lascio la parola a Giancarlo Liberti. Grazie a Rosella Pellellino di avermi dato la possibilità di essere qui oggi, grazie al Presidente Michelangelo di Espacio Citan di darmi l'opportunità di parlare di questo tema. Io ho portato delle slide per cui poi avremo la possibilità intanto di vederle. Il fenomeno, non so se... Okay. Intanto partiranno. Il fenomeno dell'emigrazione è un fenomeno molto molto antico, poi altri autori successivamente parleranno nello specifico della Valmaira. Io volevo fare un discorso invece un po' più
complessivo di quello che è l'emigrazione che invece arrivava un po' da tutto il Piemonte e che si è indirizzata, diciamo, inizialmente verso la vicina Francia e poi a un certo punto verso il 1850-1855 prende la strada dell'Argentina. Come diceva Rosella Pellerino, io ho scritto diversi volumi e da 30 anni che mi sono appassionato di questo tema dopo un viaggio in Argentina. Io sono un ragioniere, per cui non sono un insegnante, però ho fatto 5 o 6 viaggi in Argentina, ho studiato questo fenomeno, diciamo, per passione, e ho contatti quasi settimanali con tantissimi amici in questa nazione e non solo. Vediamo. Facciamo un'analisi a livello italiano. Allora, l'emigrazione italiana nel cosiddetto periodo della grande migrazione tra il 1876 e il 1925 ha coinvolto oltre 30 milioni di italiani. Di questi circa 3 erano i piemontesi. Le origini, io ho iniziato a studiare questo fenomeno sin dall'epoca medievale, quindi sin da quell'epoca i piemontesi emigravano come si emigra oggi, per necessità, per bisogno. Dapprima si emigra stagionalmente, temporaneamente, poi come diranno altri, come il mestiere degli acciugai, come altri mestieri. Poi a un certo punto questa emigrazione temporanea e stagionale diventa un'emigrazione definitiva. E questo inizia nella seconda metà, verso la fine dell'Ottocento, iniziando così con lo spopolamento dapprima delle montagne e delle colline della provincia di Cuneo, ma non solo, di tutto il Piemonte. Ecco. Lo storico Prato agli inizi del Novecento fa un'analisi in base alle comunicazioni dei vari intendenti alla metà del Settecento, parlando proprio dell'emigrazione stagionale. Vi dico alcune indicazioni. L'intendente Brandizzo riferisce che gli abitanti di Uzzolo, in provincia di Cuneo, al tempo del tagliamento dei fieni, vanno fino in Francia a segarne. Finite le messi, vanno a passare un mese a casa, poi espatriano nuovamente, o per accomodare la canapa, o per segare gli alberi, o per ronchini. Quel numero di persone che starà a casa l'inverno sarà forse il quarto degli abitatori. La stessa propensione migratoria anche per San Michele. Venuto l'inverno, alcuni di questi rurali conducono il loro gregge in Piemonte. Allora si diceva andare in Piemonte. Altri vanno fuori a pettinare la canapa, altri la tela, principalmente verso Saluzzo. Lo stesso avviene per Elva. Moltissimi espatriano e la gioventù esce per guadagnarsi qualche cosa col lavoro delle sue braccia in tempo che ivi dovriano restare a oziare. Vanno in Piemonte a pettinare la canapa, a roncare il terreno. Poi anche i cavier. In Valle Stura, nel paese di Argentera, le persone più giovani espatriano nell'inverno. Si parla sempre di pettinare la canapa. Da Isone è solito durante l'inverno espatriale. Quindi a un certo punto dell'anno si espatria, perché normalmente dopo la finagione, nel mese di maggio, giugno, o anche un po' più avanti, verso settembre, l'annata agraria va verso la sua fine e per cui si espatria. Normalmente espatriano i giovani, lasciano a casa le donne, lasciano a casa i più anziani e poi dopo, dalla seconda metà dell'Ottocento, chiameranno poi i giovani e gli anziani e lasceranno poi forse alcuni anziani nelle loro case, però inizierà poi questo spopolamento della montagna. Andiamo avanti. Quali furono i luoghi di maggiore migrazione? Parliamo sempre dal Piemonte. L'Europa, abbiamo la Francia, qui abbiamo le montagne che non sono una barriera, ma sono un passaggio, un valico per passare da un
da una località all'altra, si andava anche a Barceloneta, alla fiera, a portare i bambini che servivano per i francesi come pastori, come pastorelli, per poche cacciotte. Europa, abbiamo detto Francia, Germania, Svizzera, Inghilterra, Belgio, poi l'America del Nord, gli Stati Uniti, la California, New York, minatori, vignaioli, l'immigrazione in Sud America, poi lo vedremo, l'Argentina, migrazione in Sudafrica e in Australia. Procediamo. Nel mondo attualmente vivono oltre 60, qualcuno parla addirittura di 80 milioni di oriundi italiani, figli e nipoti di quei milioni di italiani che abbiamo visto prima, quei 30 milioni che sono immigrati. Circa 5 sono iscritti all'AIRE. L'AIRE è l'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Molti comuni ricevono richieste costanti, soprattutto dall'Argentina, per la doppia cittadinanza. Proseguiamo? Okay. Qui abbiamo una statistica, è molto vecchia, già di 15-20 anni fa, però dà un'idea a livello numerico, a livello soprattutto di percentuale. L'Argentina la fa da padrone, poi c'è il Brasile, gli Stati Uniti, la Francia. Proseguiamo? Ecco. Qui abbiamo una statistica, la statistica tra 1876 e 1925, il totale da circa 2 milioni dei piemontesi, suddivisi per singole province. Le province allora erano 4, per la provincia di Cuneo, ad esempio, tra il 76 e l'80, 40.000 sono andati in Europa e solo 3.000 andavano nei paesi transoceanici. Se noi passiamo a un'epoca tra l'11 e il 15, ne abbiamo 26.000 circa in Europa e 16.000 verso i paesi transoceanici. Diciamo che la provincia di Cuneo aveva sempre avuto una vocazione più di emigrazione verso la Francia, proprio per la vicinanza, però è molto importante l'emigrazione verso l'Argentina. Proseguiamo? Okay. Qui ho voluto dare un flash, qui parliamo del più grande produttore mondiale di vino, il Gallo Winery, 56 milioni di bottiglie. I Gallo sono di Fossano come origine e di Agliano d'Asti. Proseguiamo? Ecco. Andiamo avanti. Qui abbiamo la mappatura della carta della provincia di Cuneo del 1891. Seguiamo. Okay. Qui possiamo vedere la popolazione residente in provincia di Cuneo per zone altimetriche e regioni agrarie. Qui siamo tra il 61 e l'81, quindi abbiamo circa 120 anni. Vediamo che il totale della provincia di Cuneo ha avuto una diminuzione del 12% in quel periodo lì, però la parte montana ha avuto oltre il 50%, alcune zone, l'Alta Valmaira e Grana, addirittura l'83% in meno. Proseguiamo. Qui ho voluto focalizzare, diciamo, più la parte collinare. Qui abbiamo la zona del Roero, qui abbiamo tutti i vari comuni del Roero, che sono quasi tutti in provincia di Cuneo, fatto salvo Cisterna, e qui abbiamo la riduzione in percentuale. C'è Santo Stefano Roero che ha avuto il 51% in meno. Qui abbiamo l'emigrazione italiana in Argentina, tra il 76 e il 25, 2 milioni di italiani, di cui 368.000 erano i piemontesi. I piemontesi si collano al primo posto, 17%. Proseguiamo. Okay. Qui parlo in breve di cosa succedeva. L'arrivo a Buenos Aires, gli emigranti vengono ospitati all'Hotel des Emigrantes, mentre le popolazioni dell'Italia meridionale si recano nelle città con piccole attività commerciali, artigiane, i piemontesi invece si dirigono nella Pampa. Qui abbiamo una cartina del 1913 e si dirigono verso Santa Fe, Cordoba e poi in provincia di Buenos Aires e Mendoza. Proseguiamo. Qui abbiamo un'analisi dell'ispettore Bouchard. Però volevo farvi vedere attualmente tra le province di Santa Fe e Cordoba, nel raggio di 200 km, prendendo come epicentro San Francisco, fondato nel 1886, l'80% sono piemontesi. Sino al 1940 a San Francisco e a Raffaella nei paesi era necessaria la conoscenza della lingua piemontese
per essere assunti nel settore commerciale o nella banca. Persino le famiglie argentine, svizzere e di altre regioni erano costrette a conoscere il piemontese, o imparare il piemontese. Gli ordini venivano impartiti in piemontese. Proseguiamo. Qui abbiamo gli attrezzi agricoli. Proseguiamo. Qui abbiamo altri attrezzi che sono anche similari ai nostri in alcuni casi. Proseguiamo. Qui abbiamo i capi bovini. Proseguiamo. Qui abbiamo invece la parte della vitivinicoltura. Nella parte nord c'è questa grande zona che si chiama Cuyo, Mendoza, San Juan e San Luis avviano la vitivinicoltura e oggi sappiamo come il vino argentino sia uno dei migliori al mondo. Proseguiamo? Ecco. La devozione anche in queste terre hanno portato i nostri santi. Qui abbiamo San Chiaffredo, tipico cognome di queste zone del Saluzzese, e abbiamo la cappella di San Chiaffredo a Freire. Proseguiamo. Ecco. Don Bosco lo ha avviato nel 1875-1876 le prime spedizioni salesiane, qui la prima partenza del gruppo. Ecco, qui abbiamo la seconda spedizione con Monsignor Costamagna di origini cunesi. Proseguiamo. Ecco. Qui abbiamo alcuni flash. Abbiamo il caso di Trucco Michele, avevamo poche informazioni perché io vado a cercare queste magari piccole informazioni tratte da qualche libro e poi cerco di approfondire. Qui abbiamo un Trucco Michele, noi avevamo due dati, che era nato in Piemonte nel 1957, era medico chirurgo, conseguito la laurea a Torino e esercitava l'attività medica per l'Orme Torino. Questa era l'unica cosa che sapevamo. Poi abbiamo scoperto che nell'84 era La Spezia, durante l'epidemia di colera. Poi quando si è trasferito a Esperanza, un paese della provincia di Santa Fe, ha trovato anche la febbre gialla, per cui sapeva già il colera e anche lui. Poi ha avuto il governatore della provincia, durante un discorso alle Camere, elogiò il dottor Trucco, dimostrato durante l'epidemia dell'86. Proseguiamo. Ecco. Qui abbiamo il suo atto di battesimo, 1857, proseguiamo, ecco qui è la sua il Trucco Michele che era ancora da sposare nel 1887, questo è il primo censimento della provincia di Santa Fe, proseguiamo, questo è l'ospedale di Santa Fe, qui abbiamo il busto. Ecco, qui abbiamo un altro personaggio, è di Canale in questo caso. Abbiamo visto prima come i piemontesi, cuneesi sono andati nella zona del Cuyo, cioè nella zona di Mendoza, San Juan, e hanno impiantato la vite. Allora la vite era una vite criosa, cioè si utilizzava solo per mangiare, non veniva utilizzata per il vino, perché il vino, il problema è che non c'erano i contenitori per il vino, non c'era la possibilità di commercializzarlo perché le ferrovie non erano ancora arrivate, e allora sono state avviate queste coltivazioni. Poi soprattutto in quella zona lì si bagna, cosa che in Italia è evitato, bagnare i vigneti. Invece ci sono dei grandi invasi d'acqua e le viti vengono. Siamo a un livello di 700-800 metri di altezza. E quindi Pasqual Toso è stato uno dei precursori dal campo della vitivinicoltura. Qui invece abbiamo un padre salesiano, invece di Neive. Siamo sempre in provincia di Cuneo e torniamo indietro, riusciamo, siamo andati troppo avanti. Ecco, questo padre salesiano con un altro sacerdote che è il padre Aurelia, che era già nato nella Pampa, però era di famiglia fossanese, ha avviato a Rodeo de Medio, che è vicino a Mendoza, l'Università Salesiana di Vitivinicoltura, che è riconosciuta già dal 1965, quindi tutti gli enologi più importanti del Sud America sono passati dai salesiani a Rodeo de Medio. E dopo il padre Aurelia, che poi è mancato, prima di mancare ha chiamato il padre Renato Cavallo a sostituirlo, e io ho avuto il piacere e l'onore di conoscerlo molti anni fa.
avanti. Qui sono due casi, sono la famiglia Brezzo di Santo Stefano Roero. Questa famiglia, che è la famiglia tra l'altro di un mio amico, per cui lui mi ha chiesto di recuperare i contatti con i suoi parenti, di cui dal 1955 non aveva nessuna notizia. Questo una decina di anni fa. Siamo stati fortunati, siamo riusciti a entrare in contatto con i discendenti, e oggi si sentono in piemontese sempre, molto, molto frequentemente. E questa famiglia Brezzo si è trasferita in provincia di Cordoba alla fine dell'Ottocento, erano tre fratelli in questa località che si chiama Freire, e lì hanno comprato centinaia e centinaia di ettari. Oggi sono della famiglia, ci sono dei docenti universitari, c'è un onorevole, ci sono altri che invece proseguono l'attività dell'agricoltura. Quando il paese dalla località di Plaza Freire si è trasferito, perché tanti paesi seguivano poi l'itinerario della ferrovia, per cui magari si trasferivano da una località a una località vicina, 2 km, 3 km, proprio perché lì passava la ferrovia. La ferrovia aveva la possibilità di commercializzare il grano, eccetera, eccetera, cosa che invece il paesino distante non ha la possibilità. E in quell'occasione lì, siamo al 1898 se non sbaglio, e si sono trovati a casa lo zio di questo Brezzo per definire la costruzione della nuova chiesa nella nuova sede di questa località, che si trasferiva dalla Plaza all'Estazione Freire. Qui abbiamo un'altra famiglia di Vezza d'Alba, vediamo se c'è ancora qualcosa. Ecco. Qui abbiamo un altro caso, intanto abbiamo ancora un paio di minuti. Qui abbiamo un caso invece di una ragazza, questa Romina Maccagno di Generale Cabrera, che è venuta nel Moregalese a scoprire le proprie origini. Abbiamo detto prima che sono moltissimi quelli che chiedono la doppia cittadinanza, questa l'ha chiesta, e però è venuta a vedere la casa in mezzo ai boschi di Peveragno, dove erano partiti i suoi bisnonni qui, con alcuni Maccagno di Peveragno. Ecco. Direi che forse non c'è più nulla. Okay. Spero di aver dato un quadro, poi ci sarà la possibilità dopo di rispondere alle domande. Però intanto volevo farvi capire quanto era importante il tema migratorio, numericamente quanto è importante. Sono state coinvolte, penso, tutte le nostre famiglie, parlo delle famiglie che vivevano in Piemonte alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento. Sono gli zii, i fratelli dei nonni che sono andati all'estero. Tanti ritornano, come ad esempio ad Elba, per fare un esempio, ma anche in tanti paesi, come vedo anche in questo caso, tanti discendenti di acciugai ritornano per questa opportunità. In Argentina in particolare hanno mantenuto, proprio perché abbiamo visto prima, c'è l'80% in alcune zone, certamente a Buenos Aires forse no, ma c'è l'80% in alcune zone, anche la lingua piemontese, per cui io ricevo messaggi in piemontese, sento che sono legati. Adesso col 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica Italiana, secondo me hanno festeggiato più là che qua, perché mi sono arrivati messaggi, a Rosario è stata imbandierata il consolato, eccetera. Quindi c'è questo forte legame, magari di gente che non ha mai visto il paese di origine, però è il ricordo del nonno. Grazie mille Giancarlo Liber, ci sarà modo appunto poi per un secondo giro. Adesso io darei la parola a un amico che è un po' un simbolo anche lui della Valle Maira, uno storico, autore di opere come la Memoria della Val Mairo,
la Valle Maira Ferrofuoco. Oggi non si trova in Valle Maira, quindi insieme a me si collega da fuori le nostre solite zone e ci parlerà dell'emigrazione attraverso un'esperienza anche personale della sua famiglia, come è stata percepita, come è stata vissuta l'emigrazione nella sua famiglia e nella Valle Maira. Il titolo che ha scelto è un titolo suggestivo: Emigrazione, pensieri vaganti, divaganti e stravaganti, e quindi lascio la parola al professor Secondo Garnero. Grazie. Grazie Rosella, hai presentato molto bene quella che è la mia intenzione oggi. Intanto saluto tutti i colleghi relatori che sono al tavolo e il pubblico. Vorrei iniziare innanzitutto rendendo omaggio a Piero Raina, poeta elvese. Piero Raina ha vissuto l'emigrazione sia in prima persona, sia sperimentando lo spopolamento del paese, e ha saputo interpretare anche lo scoramento di chi rimaneva nel constatare l'impoverirsi demografico del paese, di tutti i nostri paesi. Una poesia che interpreta bene questi sentimenti e che vi vorrei leggere è Espamai tard. Iam tem che manches da meizu, aquel reparte sempre all'autunno, ma turnaves fito alla primo, euro iesen gran tem che manches, e l'autunno duro per nusauti. Canti bot la fernizzolo a refar l'usiuni sulla piancio della nostro meizun, la tuo meizun. Canti bot esfiorio ed esfiorio la seresierunt lor. Canti bot iaise sunt vengubioi si verde schierzole di bosco. Ma tu restes da luene, chissà te, forse in umbro, nuro nivuluso, a trebulare l'ucchiar di nostri giorni. E lo tard, ma no, è spamai tard per tornare a Meizun. Ecco lo sgomento di chi è rimasto di fronte alla partenza della maggioranza. Ecco, io nella mia famiglia ho respirato fin da piccolo, fin da piccolissimo, l'emigrazione. A dire il vero, la parola emigrazione non l'ho mai sentita. Nella lingua doc parlata ai Forest, di San Damiano Macra, la Cumbo di Forest, la parola emigrazione non esiste nella lingua doc. Esiste, Rosella, non so se concorderai con questo, tu sei un'esperta, esiste nella lingua doc la parola meirar o meirasse, riflessivo. Meirar, verbo transitivo, spostare, e meirasse, spostarsi. In me meiru, io mi sposto, oppure meiru carcoso da un posto all'altro. E poi esiste il sostantivo, la meiru, e la grangia lassù in alto, dove d'estate ci si spostava con le bestie, con le greggi. Per cui non ho mai sentito la parola migrazione. Sempre hai sentito dire, sono partiti, sono a navio, quelli d'Elva dicevano passare a Bercio, ho passato il colle ed è andato in Francia. E nella mia famiglia, mamma era del 1917, è nata a Martigny, in Svizzera. La sua famiglia era emigrata là, poi sono rientrati l'ultimo anno della Prima Guerra Mondiale, quindi mia mamma è tornata piccolissimo, di pochi mesi, in Chiaudieres, frazione di Cartignano, a pochi passi da San Damiano. Si parlava pochissimo di questa esperienza perché naturalmente non ne sapeva nulla. I suoi fratelli sono emigrati da Cartignano nella provincia di Cuneo. Ma l'esperienza più importante l'ho vissuta nella parentela di papà. Papà aveva diversi fratelli, più di uno, due sono emigrati in Francia, ma uno è mancato giovanissimo, nel sud della Francia, a Fréjus, e un altro in Argentina. Nella Francia i contatti erano ordinari,
papà si recava in Francia, questo zio tornava regolarmente, avevamo occasione di conoscere tutta la famiglia. Mentre lo zio d'America la storia è un po' particolare. Innanzitutto lo zio d'America era del 1901, è andato via nel 1926. Ed era il mio padrino di battesimo, io sono del 1953, per procura. E io sono gemello, come sa chi mi conosce. Mio padrino in America non aveva figli. E quindi c'era questa idea che mio padrino venisse a prendermi e portarmi in Argentina con lui. Io ricordo che fin da piccolo ogni aereo che quando eravamo in campagna sentivamo sorvolare i cieli della Valle Maira, papà e mamma mi dicevano «Lu Barbo viene a piate». Barbo Pirin, lo zio padrino, viene a prenderti. E questa, nella mia fantasia, insomma, suscitava qualche timore e qualche emozione. Poi io sono, essendo gemello, staccarsi del fratello gemello, cosa che poi è successa nella vita, non è facile. Di questo zio sono venuto a conoscenza sono venuto a conoscenza del suo viaggio di andata nel 1927 attraverso una lettera di un altro sandanianese che ha viaggiato con lui all'andata e che è rimasto con lui i primi mesi in Argentina. E questo signore di San Damiano, che era di Ponte Colletto di Pagliero, scrivendo ai suoi nipoti, narra il viaggio di andata e dice tra le altre cose che questo Battista della Comba, che era appunto il mio zio padrino, aveva sofferto moltissimo il viaggio, moltissimo il mal di mare. Poi racconta i primi mesi di lavoro in Argentina, erano minatori, a un certo punto stavano costruendo una strada di collegamento col Cile, c'è stato un incidente, un altro signore di Pagliero è rimasto vittima di questo incidente. Di questo zio ricordo le lettere, la posta, allora ci si scriveva, e queste lettere, queste buste a righe bianche e azzurre di carta leggera apposta per l'aereo, generano in me dei ricordi particolari. Innanzitutto perché io cercavo di leggerle, era molto difficile leggere la grafia e anche capirne i contenuti, ma ricordo che lo zio accludeva, era sua abitudine accludere nelle buste qualche biglietto di pesos. E questo era sempre un avvenimento importante. Lo zio domandava sempre se avessimo ricevuto le sue lettere perché dentro vi aveva accluso qualche biglietto. E papà a lunedì andava al mercato e prima di andare al mercato andava in banca e cambiava questi pesos e poi faceva la spesa. Forse depositava anche qualcosa, immagino. E questo mi dà l'idea del grande contributo, perché come faceva mio zio, immagino che l'abbiano fatto tutti, i milioni di migranti italiani in giro per il mondo, di quanto sia stato importante il contributo delle rimesse degli immigranti per il nostro sviluppo. Non dobbiamo pensare a Marcinelle e agli accordi del governo italiano con Belgio, con l'Argentina non si è arrivati a questo punto. Un giorno però è successo che papà è andato al mercato, è andato in banca a cambiare i suoi pesos e la banca a Tronero, la Cassa di risparmio, non li ha più cambiati. Ha detto a papà che quella era carta straccia, che poteva tenersela, che non valevano più niente. Io li ho ancora quei biglietti in un album, li ho conservati, e però quel fatto lì ha cominciato a dare l'idea un pochino a casa nostra di quanto fossero le difficoltà di chi viveva all'estero. Perché allora, ma anche adesso, mi è capitato di confrontarmi con degli immigrati che provengono dal paese dell'est europeo oppure dall'Africa. Ebbene, constato moltissime affinità. Constatavo già a scuola quando avevo i ragazzi che provenivano da altri paesi. Mi ritrovavo un pochino perché arrivavano con un'altra lingua, con un'altra cultura.
era un po' come quando noi andavamo a scuola, parlavamo la lingua DOC e per le maestre era intollerabile andare negli anni 59-60 parlare la lingua DOC. Le maestre trascuravano il fatto che noi eravamo bilingui, conoscevamo benissimo la lingua DOC, conoscevamo il piemontese perché lo parlavamo per essere uguali ai nostri amici del paese e stavamo imparando l'italiano. Quindi avevamo un enorme vantaggio che però in quel momento risultava un grave svantaggio. Ebbene, l'idea, un'affinità che noto è che chi resta immagina ed è convinto che chi è partito stia meglio. Tutti hanno avuto questa idea, l'abbiamo avuta noi con i nostri emigranti e l'hanno oggi gli abitanti dell'Est che vedono partire i loro connazionali, e quelli che si trovano in Italia me lo hanno confermato, e anche gli africani, stessa idea. In Italia si vive meglio che al paese di origine. Ci sono molte comunanze. Poi devo dire che ho conosciuto questo zio perché nel 64 è tornato in Italia. Spesso uno dei motivi per tornare, per l'emigrante, per tornare soltanto per un viaggio, non per una dimora fissa, era quella di risolvere problemi ereditari o di divisione in famiglia. E lo zio è tornato anche per questo, lasciando ben volentieri tutto al mio papà. E è arrivato nel 64, allora non c'erano i cellulari correttamente in diretta come abbiamo adesso, sapevamo dalla sua lettera di giugno che lui sarebbe arrivato a luglio, verso la metà di luglio, non conoscevamo il giorno in cui sarebbe arrivato. E ricordo che eravamo in campagna, in luglio c'era la mietitura, i miei stavano mettendo un campo nella zona verso San Damiano, per cui si vedeva bene la valle, ma si vede anche la strada che nel 58 era stata costruita che sale il vallone dei Foresti. Quindi si tenevano d'occhio le rarissime automobili che in quel tempo passavano. A un certo punto, in un primissimo pomeriggio, vediamo una 600 multipla color verde scuro, carica di valigie che sale e arranca su per la strada da asfaltare e io mi precipito nei pressi di casa, la strada in bocca alla stradina del nostro cortile, effettivamente scende un signore e mi chiede: qui è la comba? Dico sì, qui è la comba. E allora lo zio scende anche la sua moglie, la mia zia, la quale subito si mette a esclamare muy lindo, muy lindo. Io chiedo cosa vuol dire, molto bello, trovava tutto molto bello, era tutto verde, era una bellissima giornata. E poi ho avuto occasione di fare un viaggio in Argentina. Ho sentito prima il signore che ha parlato, che ha fatto parecchi viaggi in Argentina. Io ho avuto un'incredibile avventura e straordinaria di partecipare a una tournée della Corale La Reis di San Damiano in mezzo agli italiani, ai piemontesi e ai cunesi dell'Argentina, su invito di quelle comunità. È stato un viaggio straordinario, un'accoglienza straordinaria, dovunque c'erano sindaci, municipi che ci dichiaravano ospiti distinti, ci accoglievano, ci davano diplomi. E ho avuto tante emozioni che non riesco nemmeno a descrivere. Ma il professore prima parlava, il signore prima parlava di lingua piemontese. Bene, i signori che ci accoglievano avevano voglia di parlare piemontese, e noi tutti abbiamo notato un piemontese di inizio Novecento, un piemontese che non ha avuto modo di evolversi perché questi figli ormai anziani, perché se erano figli erano più che sessantenni, altrimenti erano nipoti dei nostri emigranti e quindi avevano come dire, standardizzato un piemontese che non si è evoluto. Era molto interessante da sentire. E poi, questo è qualcosa di più, i brividi che il tango, la musica mi davano, sono davvero difficili da esprimere. Adesso siamo stati a Cruz Alta, a Santa Fe,
La Para, faccio questi nomi perché il signore di prima li conoscerà di certo, Portegna, San Guillermo, Raffaela, Maria Juana, Rio Quarto, Tausete, San Juan, più ai piedi delle Ande, e poi abbiamo chiuso con le cascate di Iguazú. A proposito, il signore prima diceva che hanno fondato città e paesi, ce n'è una, hanno fondato dei Saluzzesi, anche una Silvio Pellico. Noi non abbiamo avuto modo di visitarla, ma sappiamo che c'è. E poi, dove sentivo parlare di emigrazione, di gente che non c'era più? Ogni 1° ottobre, tornando a scuola, e c'erano dei banchi vuoti. Il compagno o la compagna non c'era più. E dove sono andati? E sono andati a Torino, sono andati a Carmagnola, in altre città. Una cosa che mi è rimasta impressa e mi impressionava molto allora era che questi nostri compagni, questi ragazzi, tornavano magari in occasione delle vacanze o d'estate, facevano un giro alle loro borgate, alle loro case, e questi nostri amici non sapevano più, tra virgolette, parlare la lingua d'oca. Fingevano di non saperla più, per il pregiudizio che era in voga, che parlare la lingua d'oca significasse essere inferiori, e parlavano piemontese e parlavano italiano. Un pensiero che ricorre spesso nella mia mente, per il quale sono domande, per le quali non ho risposte, è la seguente. Io penso e dico e chiedo, ma società come quella italiana, come quella irlandese, come altre europee, e oggi certamente altre nel mondo, figli e nipoti di emigranti, quindi società figlie e nipoti di emigranti, e poi società come quella statunitense, come quella argentina e altre, figli e nipoti di immigrati. Ecco, conservano nel loro DNA qualcosa di diverso da altre società che non hanno vissuto questa esperienza. Io non so se ci siano delle risposte o se ci attendiamo noi delle risposte. Un'altra cosa, un altro pensiero vagante è la sottile, anche in questo periodo che stiamo vivendo, questi mesi di guerra in Europa, la sottile distinzione tra migranti e profughi. Già Alessandro Manzoni, nell'Addio Monti, sorgente dall'Alpe, elevate al cielo, cime ineguali come quelle che vediamo noi, di Cassone, noi in Valmaira, nota chi è cresciuto tra voi. Bene, lì Manzoni ci descrive lo stato d'animo di Lucia, che possiamo classificare come una profuga, che vede i suoi sogni infranti, le sue speranze deluse. E subito dopo la paragona Manzoni all'emigrante, che invece trova duro la partenza e si meraviglia di essersi deciso a partire, però ha un sogno, ha un progetto, ha una speranza. Ecco, anche oggi viviamo questa situazione. In questi mesi ho avuto occasione di frequentare e di conoscere dei profughi ucraini, in particolare una signora con un bimbo di 5 anni. Questa signora che viene da Kharkiv, voi conoscete in quale situazione si trovi oggi quella città, telefona ogni giorno a casa al marito o altri parenti, sullo sfondo delle telefonate ci sono spesso le sirene, e questo genera un'inquietudine incredibile, difficilissimo da comunicare. E fa tante domande, chiede della casa, c'è ancora la casa. Il bambino piccolo di 5 anni dice: c'è ancora il mio scatolone pieno dei giochi che prima di partire abbiamo inscatolato e messo in cantina, c'è ancora. Chiede: c'è ancora il parco dove andavo a giocare? Ecco, il papà di là dà delle risposte pietose. Risponde: sì, tutto bene. Ecco, io credo che parecchi nostri migranti abbiano dato di queste risposte ai nostri, quando i nostri chiedevano come stai, di salute, il lavoro, come ti sei sistemato. Molte risposte pietose nelle lettere dei nostri migranti.
anche l'emigrante non racconta, non dice, le cose si tralasciano. Un altro legame, un altro pensiero è l'associazione tra speranza e futuro. Lo stretto legame che c'è tra speranza, tra migrante e futuro. Futuro come speranza, come promessa, non come minaccia. Ecco, oggi noi percepiamo il futuro come minaccia, ma non è straordinario che lo possa percepire io che mi avvicino ai 70. Perché man mano che vai avanti con gli anni, certamente se ti domandi del futuro, certo hai ancora dei sogni, hai ancora dei progetti, hai alle spalle tante soddisfazioni, fallimenti e successi che fanno parte del tuo bagaglio, ma è davvero triste che sentano come minaccia, che il futuro sia sentito come minaccia dai giovani. E quando io facevo le medie, nel 1964-65, ho avuto un professore che ci ha fatto scrivere sul bordo di ogni quaderno, di ogni libro, ci ha fatto scrivere, tra virgolette, ragazzi 2000. Ragazzi 2000, eravamo nel 64-65. Io avevo 13 anni, anzi ne avevo solo 11 nel 64, finita la prima media ne avevo 12. E ragazzi 2000, il 2000 per noi era qualcosa di lontano, un sogno. Stavamo vivendo un progresso, noi lo vedevamo a casa nostra. Prima non avevamo l'acqua in casa, non c'era la lavatrice, non c'era la televisione, non c'era il telefono. Noi abbiamo visto davvero il progresso. E anche se a quell'età lì non era ancora così, non era ancora completato. Negli anni 60 si programmava, il mondo programmava di raggiungere la Luna. Chissà dove saremmo arrivati nel 2000. Quindi, vedete, questa meta per la quale dovevamo prepararci, noi dovevamo essere e siamo stati i ragazzi del 2000. Io credo che oggi, alla nostra società, ma anche alla scarsità di noi adulti, è quella di non sapere indicare ai giovani una meta non solo temporale, ma anche una meta sociale. Oggi avremo ancora degli obiettivi grandissimi da raggiungere. Abbiamo la povertà, abbiamo le malattie, la pandemia ci ha ricordato che siamo ancora al 300 e quando c'è dobbiamo stare tutti nascosti, tutti chiusi, come i ragazzi del Boccaccio, dobbiamo ritirarci. Abbiamo l'analfabetismo, abbiamo di nuovo la pace. Ecco, io credo che saper indicare una meta, compito nostro di adulti e compito della scuola, della società, dare ai giovani una meta, un senso, un futuro come promessa. Io chiuderei questo mio intervento leggendovi ancora una poesia poco nota di un autore ancor meno noto, George De Sandro, di Sandra di Roccabruna. Giorgio Bianco. Ecco, una poesia che dà una certa speranza, che dà una certa resilienza. Io stesso sono tornato a vivere a San Damiano dopo, non so se considerarmi un emigrante, non mi sono mai considerato tale, certamente un nomade, però ormai dal 2018 vivo a San Damiano e ci vivo benissimo, come dicevano gli antichi in latino. Ecco, George De Sandro scrive una poesia indirizzata al suo amico Peire, che a un certo punto torna. Dice: «T'hai mai più visto, mio mispeire, per le lumiaggi di San Giovanni? Me creviu più de te veire, a prerde tu cerchiani, a struban caro l'avio, che munto ai nostri casei, e si è svenuto a cercare le memorie di tie miei. T'ha fatto peno, vere la casa che se oro, il cuber che tumbo, la lobio che tramonto. Mentre in bodia violavito euro e spusren. Ma nusauti i segni in caro e i sten tanche pulen. Grazie. Grazie, secondo. Grazie molte anche di averci portato
la testimonianza appunto della tua famiglia e anche un po' di poesia nella nostra lingua. Io darei la parola adesso a un Valmairenc d'adozione che conosciamo tutti come fotografo, come autore di vari libri, studioso dell'epopea degli Acciugai. Infatti ha scritto il libro Il sale nelle vene, il libro Mestieri andati, epopea degli Anciuè e Cavie della Valle Maira. E così entriamo proprio un po' nel fulcro, nel cuore del tema delle acciughe, con il suo intervento che si intitola proprio Acciugai della Valmaira, quando fu vera emigrazione. Lascio la parola e ringrazio Diego Crestani. Vabbè, buongiorno. Tralascio, spero non vi offendiate, i ringraziamenti, che ovviamente sono ovvi, ringrazio, per entrare subito in tema. Prima anzi voglio fare un'introduzione, una domanda forse alla dottoressa Pellerino, ma se non sbaglio l'inno occitano, Seicento, fa un grosso riferimento alla lontananza da casa e comunque nel suo insieme una forma cioè esprime una nostalgia di lontananza dai propri sentimenti, da ciò che ha di più caro. Quindi penso che proprio nella cultura occitana il tema della lontananza, dell'emigrazione sia atavico, sia un riferimento. Ecco, mi risponderà poi la dottoressa. Emigrazione, poi arriverò all'emigrazione degli Acciugai. Per me l'emigrazione nasce dal concetto, dal fenomeno della sovrappopolazione. Che cosa significa? Significa che il numero di persone che vivono in un territorio non hanno a disposizione sufficienti prodotti, non hanno risorse tali da consentire di fare una vita dignitosa o sufficiente proprio per sopravvivere. Cioè un rapporto, l'emigrazione nasce da un rapporto fra il numero di persone e risorse disponibili. La montagna da sempre, prima Libert citava, da sempre ha avuto tanta popolazione, un numero ingente di abitanti, ma le risorse sono sempre state scarse. Il territorio era ampio, ma il terreno che poteva essere messo a produrre, a rendere, era scarsissimo. Ecco che quindi la popolazione si è sempre trovata costretta a trovare una via d'uscita, a trovare un modo per integrare in qualche modo le risorse, e questo modo era appunto allontanarsi da casa. Si è parlato dell'emigrazione permanente, il fatto che si abbandona casa propria e si va via sapendo che non si tornerà più. La speranza è quella di poter tornare, ma comunque si decide che si va oltre, si salta il Rubicone. E poi c'è anche quell'altra forma di emigrazione che viene definita, chiamata emigrazione temporanea o stagionale, se ne è già accennato prima. Una forma di emigrazione che stagionale vuol dire che si emigra o nella bella stagione o si emigra nella brutta stagione. Solitamente nelle Alpi nostre occidentali, dico piemontesi, era per lo più un'emigrazione invernale, però se voi leggete ad esempio Rigorni Stern, sull'altipiano di Asiago più volte fa riferimento all'emigrazione invece estiva. Si andava in Austria, in Germania, per svolgere attività nei mesi estivi. Da noi invece, dico da noi scusatemi, qui nelle nostre valli, nella Valmaira, si emigrava soprattutto d'inverno. Inverno che volevano dire però per lo più all'incirca 8 mesi. Da settembre a maggio era lì, quindi era un inverno piuttosto lungo quello qua. E come si emigrava? Perché? Come dicevo, perché non c'erano risorse. Allora vi erano diverse forme, sto molto sintetizzando ovviamente perché vedo i minuti che scorrono. Alcuni emigravano, uscivano, si allontanavano da casa
per non consumare le risorse di casa. Era già sufficiente non erodere ciò che si aveva. Altri, se potevano, cercavano di andare a guadagnare qualche cosa. Dei testimoni ancora a fine anni 70, inizi anni 80 mi dicevano si emigrava per poter venire a pagare le tasse qua, quindi quel minimo che si poteva racimolare proprio per poter rimanere legati al proprio paese. Ecco, l'emigrazione stagionale rispetto a quella permanente è che è fatta per rimanere a casa propria. Tutto è fatto in funzione del ritorno a casa. Altri, dicevo, andavano per guadagnare qualche cosa. Per dire, prima già sono stati citati dei dati, vorrei citarne anche alcuni io, uno in particolare che dà un po', così mi colpisce. Da un censimento effettuato nel 1734, la percentuale dei mendicanti sul totale della popolazione, stiamo parlando di mendicanti, era ad Alma, che era un comune della valle all'epoca, del 18,2%, quasi il 20%, 2 persone su 10, soprattutto qui era riferito all'inverno, emigrava a mendicare. A Canosio era 18,9%, 19, non arrivava anche qui al 20. A Celle era il 40,3% della popolazione emigrava a mendicare, a Prazzo il 48,1%, 50%. Supponiamo pure che siano dati approssimativi, stiamo parlando del 1734, quindi non sappiamo bene come venissero effettuati, però vuol dire veramente che c'era. Se erano presenti, tra l'altro anche dalla storia risulta che in Val Baraita i cappuccini davano a chi si convertiva alla religione cattolica, davano una patente di mendicante, potevano andare, scendere in pianura a mendicare tranquillamente. Gli altri, dicevo, in qualche modo cercavano di mettere a frutto le loro capacità. Qualcuno la forza fisica, qualcuno delle particolari professionalità, cito i bastai, che facevano i basti per muli, asini, i bottai, i sarti, quindi qualcuno che sapeva fare qualche cosa. Chi forse viveva meglio era chi aveva delle capacità commerciali, e qui entriamo nel territorio degli acciugai e dei cavier di Elva, di cui magari avrete sentito parlare. C'è intorno al 1830 già c'è si trova come riferimento anche in questo caso a un'analisi dell'economia saluzzese, un riferimento a chi vendeva pesci di mare sotto forma di ambulanti, ma non dice da dove provenivano. Dove invece arriva la Valmaera è quando nel 1840 circa, la data precisa non l'ho trovata, in cui si dice: ma gli abitanti della borgata montuosa di Moschieres si danno esclusivamente al traffico speciale delle acciughe, che vanno a comperare nei paesi della riviera ligustica e rivendono poi in tutti i paesi del Piemonte ed anche in alcuni della Lombardia. Questo è il Casalis. Questo vuol dire che a quell'epoca, intorno al 1840, la maggior parte della popolazione di Moschieres scendeva. Qualcuno dice: allora è nato a Moschieres il mestiere degli acciugai. Non è detto, non si sa, non è da qui che si ricava. Però si ricava, se andiamo a analizzare in che cosa consisteva allora il lavoro degli acciugai, che doveva essere nato almeno alcuni decenni prima. Almeno alcuni decenni prima dovevano già esistere coloro che andavano a vendere, quindi probabilmente a fine Settecento. Non so, qui vedo che il tempo è ormai terminato, che
che cosa facevano gli acciugai? Probabilmente poi dopo il relatore che verrà dopo avrà modo di spiegare, di dilungarsi di più. Direi alcune cose allora, che l'acciugaio andava e poteva in alcuni casi anche portare a casa un buon contributo in termini di denaro alla propria famiglia. Non è sempre andata così. Sovente l'acciugaio faceva fatica a pagare i costi che aveva sostenuto per allontanarsi da casa e quindi non sempre è stato un buon investimento. Era comunque un lavoro di ambulante, e quindi dove si trattava di vagare per il territorio, compiendo quelli che venivano chiamati i giri, che consisteva di partire col carrettino carico anche di 200-250 kg di merce e andare a vagare laddove si cercava di trovare degli acquirenti. E i loro giri duravano mediamente una settimana, ma anche un mese e anche di più. Proprio in questi ultimi giorni ho avuto modo da dei vecchi acciugai di sentirmi raccontare che i loro conoscenti di un tempo, il suocero, che uno era arrivato partendo da Asti, era arrivato a Mestre, tirando il carrettino e tornando indietro, un'altra signora, c'era anche testimonianza degli anni '80, che era il cui suocero era arrivato oltre Roma, nel cercare in qualche modo di trovare il territorio in cui installarsi e lì fare affari in questo modo. Molto è cambiato all'inizio del Novecento. Una legge del 934, la legge 327 del 5 febbraio 1934, che disciplinava il commercio ambulante, stabiliva che la licenza doveva essere rilasciata dal comune di residenza e consentiva la vendita in 5 province contigue. Quindi partendo da Cuneo, Torino, Asti, Alessandria o cose del genere, insomma, oppure Vercelli, Novara e si arrivava a Milano. Oltre si trattava di cambiare residenza, se uno voleva andare in Veneto doveva in qualche modo cambiare residenza. La stessa legge consentiva ai residenti di avere la precedenza nel posto al mercato, nella possibilità di... E siamo in un periodo in cui sta diminuendo l'importanza di coloro che andavano ambulanti per le campagne, ma si faceva più riferimento appunto alle fiere, ai mercati, che era dove si vendeva di più, dove era più facile trovare il cliente. Ecco che questa legge, che in qualche modo regolamentava, ha avuto anche due conseguenze, secondo me. Una, ha incentivato l'emigrazione permanente, perché molti hanno cambiato residenza. Cambiando residenza voleva dire che anche la donna di casa scendeva e andava nel nuovo paese, andava a vivere fuori. Quando la donna scendeva si abbandonava casa. Questo vuol dire la donna, il bambino, la stalla e tutto quanto si perde. Dall'altro, una cosa che io subito anni fa non avevo percepito e a cui ho riflettuto ultimamente, era che quando intervistavo questi vecchi acciugai, quelli comunque che avevano esercitato da fine seconda guerra o soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, mi dicevano: ma no, noi non eravamo mica degli emigranti, noi non abbiamo mai emigrato, andavamo a vendere. Noi, mi dicevano, noi avevamo 5 province e mi tiravano sempre fuori questa storia delle 5 province. Solo recentemente ho capito che effettivamente per loro quel fatto di andare via mesi e tornare che non era un'emigrazione, era un mestiere. Oggi quanti sono coloro che vanno a lavorare lontano? Quanto sono i figli dei miei amici che vanno a lavorare a Londra, a Parigi, e mica sono emigranti, non si considerano emigranti perché comunque poi ritorneranno.
ecco che quindi, lo so, noi li consideriamo così, ma molte volte loro non si, almeno i genitori, i loro genitori non me li presentano in questo modo. Ecco, per questo mi viene da dire, mi sono chiesto, ma sarà stato veramente vero, dal momento che sappiamo che c'è la qualità reale e la qualità percepita nei prodotti, mi sono chiesto, ma sarà emigrazione reale o emigrazione percepita? Quale dei due, insomma, o nei due ci si può giocare nella riflessione. Chiudo. E come i valmairesi si sono persi nel mondo, anche gli acciugai si sono persi ormai nel mondo. Grazie Diego Crestani. Rispondo brevissimamente alla sua domanda su Seicento. Sì, Seicento è una poesia, una canzone che canta l'Estent. L'Estent, sapete, è quasi uno stato d'animo costante del montanaro. L'Estent vuol dire la nostalgia, la mancanza. C'era anche nelle poesie che ci ha letto secondo Garnero, quindi sicuramente anche in Seicento c'era questo senso di mancanza, di nostalgia, di lontananza. Chiudiamo la prima parte di contributi, diciamo, legati alla migrazione storica. Rimaniamo nel tema degli acciugai con un nuovo contributo del professor Paolo Poggio, che è un docente dell'Istituto Alberghiero Donadio di Dronero ed è uno studioso dei movimenti migratori degli acciugai, e ci racconterà proprio qualcosa sugli acciugai della Valle Maira tra mito e storia. Grazie professor Poggio. Ho citato l'Istituto Alberghiero, approfitto mentre il professore si sistema per ricordarvi che alle 18:30, a conclusione dell'incontro, avremo un aperitivo, avrete, perché io e Secondo non lo avremo, ahimè, ma voi avrete un aperitivo a base di acciughe proprio offerto e curato dall'Istituto Alberghiero IPSER di Donadio di Dronero, quindi quando finirà la nostra tavola rotonda non scappate. È arrivato al tavolo il professor Poggio, quindi lascio la parola a lui. Grazie. Buonasera a tutti loro qui presenti. Un cordialissimo saluto alla mia dirigente scolastica, professoressa Patrizia Venditti, che è qua in sala e mi ha onorato della sua presenza e la ringrazio. Dunque, qui è acciugai, tutti acciugai questa sera. Ecco, parto da un dato geografico. Qui, di fronte a noi, via degli Acciugai, qua faccia a noi oggi un giorno un po' foschioso. Si vede a poca distanza, in linea d'aria, si scorge la sagoma bianca della chiesa di Santa Margherita di Moschieres, con tutte le sue borgate, che però sono dietro le montagne che risultano in primo piano, Assarti, Mestre e quant'altro. Questa regione, insieme a San Damiano Macra, Cartignano, Acelle Macra, è da secoli il cuore degli Acciugai, dell'universo degli Acciugai, che da qui si sparpagliarono poi per tutto il mondo. Acciugai erano molti dei miei antenati per parte materna. La nonna Margherita, la zia Maddalena, lo zio Costanzo, detto Tan, i cugini Mino, Chiapello, i fratelli Ghio, di borgata, se dico bene in occitano, Codighio, Toni Giacomo Pritt, Antonio Giacomo Spirito,
i Beltramo. Tutta bella gente, emigrata in mezza parte del nord Italia, anche più lontano, come parecchi altri acciugai, come ha ricordato l'amico Diego Crestani poc'anzi. Tutta bella gente, quella che ho citato, che ormai è morta e sepolta, non c'è più, ma che conservo gelosamente e vividamente nella mia memoria. Dunque, gli acciugai, gli Anciuè de Valmairo, per dirla in lingua occitana, e ho detto lingua, non ho mica detto dialetto, attenzione, per carità, perché l'occitano di lingua ancestrale si tratta, non di dialetto. Da questo scorcio di valle gli Anciuè dilagarono ovunque nei secoli. È vastissima, è proprio la bibliografia relativa agli acciugai di Valmaira, vastissima, considerando l'esiguità del territorio. Dal volume Antichi mestieri del Piemonte di Gian Vittorio Avondo al Sale nelle vene, storie di acciugai della Valmaira, del mio amico dottor Crestani, e all'acciuga nel piatto, è sempre lui, ma dall'inibitabile e indimenticabile amico Nuto Revelli nei volumi L'Anello Forte, soprattutto nel volume L'Anello Forte, a quell'altro grande che si chiamava Nico Rengo, giornalista, sceneggiatore, scrittore, con il volume Il Salto dell'Acciuga, realtà, fantasia, immaginario popolare e quant'altro. Ma ritornando col pensiero ai miei lontani anni di studente universitario presso la facoltà di lettere dell'Università di Genova, dove mi sono laureato, sentii menzionare degli acciugai di Valmaira da due miei illustri docenti di etnologia, vale a dire la professoressa Ernesta Cerulli e il professor Vittorio Macconi, peraltro anche padre gesuita, i quali ritenevano a ragione quella degli acciugai una comunità di alto interesse etnologico. Parlò di loro ancora lo scrittore, giornalista, critico letterario Monferrino Langarolo, era sul confine, era di Vinchio d'Asti, Davide Laiolo, che poi è stato uno dei più grandi biografi dello scrittore Cesare e amico dello scrittore pavese. Il compianto amico mio, giornalista, scrittore, anche di Langarolo, di Neive, Franco Piccinelli. L'altro grande giornalista, questa volta è un lombardo, era di Voghera, Alberto Arbasino, lombardo, colui al quale è attribuita l'invenzione della famosa casalinga di Voghera. Arbasino ebbe occasione di parlare anche di questo fenomeno. E poi Fenoglio in tanti racconti, a me viene in mente per esempio La sposa bambina nella raccolta I racconti del parentado di Fenoglio, dove si parla si fa un riferimento agli acciugai. Ecco, in fin dei conti, chi erano gli acciugai? Cioè, che razza di gente era quella degli acciugai? Perché proprio da queste montagne aspre scesero verso il mare, che è relativamente vicino, ma come mai? E diedero vita a un commercio che dura da secoli. Ecco, prima il dottor Crestani ha citato l'abate, lo storico e abate Goffredo Casalis,
dove dice nel dizionario geografico, storico, statistico, commerciale degli stati di Sua Maestà il Re di Sardegna. Dronero, la voce Dronero, parla di emigrazione stagionale degli abitanti della borgata montuosa Moschieres, i quali si danno esclusivamente al traffico speciale delle acciughe. 1840. Don Giovanni Rovera, che molti di loro avranno conosciuto, dronerese doc, parroco Pratavecchia, storico del territorio e delle tradizioni, già direttore del Corriere di Saluzzo, settimanale diocesano, giornalista di piglio, come era uomo di piglio a suo modo. Ecco, nel suo volume Dronero e la sua valle si domanda perché proprio da Moschieres, sperduto paese di montagna, qua gira noi, qua sopra la chiesetta bianca, ebbe inizio il mercato di questo piccolo pesce. Perché? E sostiene don Giuseppe Rovera in questa pubblicazione che il fenomeno doveva risalire probabilmente nel tempo, perché l'acciuga, dice don Giuseppe Rovera, era conosciuta e venduta nelle langhe fin dal Medioevo. Ma se vogliamo ricorrere a qualcosa di scritto, e a uno scritto chiave, secondo me, fra i tanti editi nel territorio, e tutti quelli editi nel territorio sono testi di ampio pregio storico, di pregio folclorico. Ecco, non possiamo, secondo me, esimerci dal citare e dal fare riferimento a quel capolavoro, perché ai miei occhi, il discorso soggettivo, è un capolavoro veramente, del volume di un personaggio anche qui, come don Giovanni Rovera, sarà conosciuto a molti di loro, mio amico architetto Pasqualino Ghio, il quale era sì dimorante a Dronero, fino alla sua non poi lontana dipartita, ma aveva le sue origini nella borgata Mestre, e qua dietro, quindi diciamo ancora nel cuore degli acciugai. Storico attentissimo, documentatissimo circa le tradizioni locali, sosteneva che gli abitanti di quelle montagne, di queste, le sue montagne, le mie in parte, erano soliti emigrare in Provenza per lavori stagionali invernali, e pare proprio che in quella regione abbiano incominciato a conoscere il pesce sottosale e trattarlo e importarlo in queste vallate. Era facile da conservare, l'hanno detto anche molti che mi hanno preceduto, era cibo sottosale. D'altra parte il sale era un sistema di conservazione da epoche antichissime, possiamo andare indietro all'antica Roma addirittura, quindi facile da conservare. Nel ritornare alle loro terre, oltre al sale, portavano con sé le acciughe, dice Pasqualino Ghio, cibo a lunga conservazione, anche quale alimento per il viaggio. Forse qui nacque la decisione di commercializzare questo prodotto. Pasqualino Ghio così ci descrive la vita degli acciugai che aveva conosciuto, che aveva da loro raccolto le testimonianze e i ricordi. Dice Pasqualino nel libro Gente per Dio: con gli scarponi ai piedi e il vestito di fustagno caricavano un barile di acciughe con saracche e aringhe, unitamente ad alcuni chili di merluzzo e le scandai, la stadera, per pesare sul carretto di legno, e trainandolo a mano passavano di paese in paese, cascina per cascina. Dalle Langhe all'Alessandrino, cito ancora Pasqualino, all'Alessandrino, al Monferrato, al Piacentino, al grido famoso di Anciuè. A volte si partiva il lunedì e si tornava la domenica. Il prezzo al minuto nei primi decenni del Novecento era 0,15, 0,20 lire letto, il prezzo all'ingrosso circa la metà.
I primi ad avventurarsi furono quelli che in seguito detennero poi il monopolio del commercio delle acciughe all'ingrosso. Andavano a fare gli acquisti direttamente dove si produceva questa merce, in Spagna, in Sicilia, in Grecia, qualche volta persino in Nord Africa, financo verso l'Algeria, qualcuno dice in Marocco. La spedivano a Genova e da lì col treno giungeva a destinazione per gli ambulanti. I tradizionali carretti per gli asciugai venivano costruiti quasi tutti a Tetti di Dronero, che è qua vicino, da Corti Falegnami. La famiglia dei Gianti era quella più nota di questi carradori, ma ce ne furono tanti altri. Ma la vita era dura. Scrive ancora l'architetto Pasqualino Ghio: anche con il tempo brutto bisognava andare avanti a vendere, perché il padrone voleva che il giovane incassasse denaro tutti i giorni per guadagnare anche lui sulla vendita, altrimenti lo rimproverava, a volte lo picchiava o lo rimandava a casa. Così scriveva don Giovanni Rovera nella sua ricerca sugli acciugai, quando il giovane figlio partiva per l'avventura. Ecco cosa ci diceva: ciao mamma, sussurrava angosciata e piangendo, stringendola forte, quel ragazzino di 12 o 14 anni, quando la salutava per l'ultima volta, sulla soglia, prima di lasciare la borgata e il paese e intraprendere il lungo cammino che le avrebbe portato sulle strade del Piemonte, della Lombardia, della pianura. Era una scena commovente, continua don Rovera, straziante, eppure abituale. E la mamma dall'aia di casa, asciugandosi gli occhi col grembiule, lo seguiva fino all'ultima svolta della mulattiera, facendo in cuor suo una preghiera perché il buon Dio lo assistesse. Ciò avveniva tra la fine dell'Ottocento e gli anni 50 del Novecento, nella sua fase di maggior dilatazione. Oggi le borgate degli acciugai, lo sappiamo tutti, sono per lo più disabitate. Chi ha avuto fortuna, non pochi, tornano alle loro origini proprio magari in occasione di questa festa. Vengono dalla Francia, da mezza Italia, da mezza Europa, alcuni dall'America, come è stato detto, financo dall'Australia. Sono i discendenti, questi signori, ma di chi? Di quei ragazzini di 12, di 14 anni che lasciavano la mamma in pianto. Sono loro, sono questi. E molti sono partiti, questi ragazzini sono gli antenati di questi signori che, passatemi il termine, magari questi ragazzini erano partiti con le pezze al culo. Chi baciato dalla fortuna e chi magari un po' meno. Chi dei loro discendenti divennero ingegneri, avvocati, commercialisti, professori, medici, avvocati, così. Chi è rimasto commerciante, ricco o meno ricco, ma tutti discendenti di quei vecchi, lasciatemelo dire, poveri anciui che erano partiti di qua. Per questo ha ragione l'architetto Pasqualino Ghio nel suo Gent perdu, quando scrive che, cito testualmente, noi dobbiamo tramandare ai posteri tutti quei ricordi con nostalgia, ma anche con l'orgoglio, attenzione, di aver saputo creare dal nulla qualcosa di diverso per una vita migliore. E riflettiamoci. Ecco perché quando in questi giorni di sagra, ma anche in quelli a venire sempre, quando ci troveremo un'acciuga dentro il piatto, dirà dall'indiscutibile bontà, dovremo anche riflettere un attimo sulla storia antica,
povere insieme, sulle fatiche, i sacrifici, le vite grame, i soprusi, le ingiustizie, le prepotenze, ma anche le gioie povere, di generazioni e generazioni di uomini e donne, di ragazzotti coi brufoli sulle guance e i geloni alle mani, che dormivano nei fienili e nelle stalle delle cascine della bassa pianura, piangendo e ridendo della loro vita dura, ma esaltante insieme, avventurosa ma triste insieme, fatta di tradizioni, di canzoni, di credenze, di poesie, di superstizioni, di amori e di disamori. Ecco, romantica e misteriosa, triste e gioiosa nello stesso momento, come quella dei gitani. Infatti io da tante persone ho sentito parlare degli Aciugai un po', con tutto il rispetto, come una comunità di gitani. Ecco perché il professor Macconi e la professoressa Cerulli parlavano di gruppo di alto interesse etnologico, come sono i gitani, come sono i migranti temporanei o i migranti che si stabiliranno altrove. Grazie. Grazie molte al professor Poggio e veniamo alla seconda parte, che è quella dedicata alla Valle Maira e casa mia oggi, quindi si lega anche molto al progetto Negasso dedicato alle nuove migrazioni. Primo contributo è quello di una figura importantissima per la città di Dronero, che da molti anni si occupa proprio dell'accoglienza dei nuovi cittadini droneresi, che ci racconterà proprio la propria esperienza come presidente dell'Associazione Voci del Mondo. E il suo contributo si intitola Dai migranti ad accoglienti, 30 anni di cultura multietnica a Dronero. E saluto e ringrazio Elda Gottero. Buonasera a tutti. Anche Dronero e la Valle Maira, come tutta l'Italia, ha vissuto in ritardo il processo di immigrazione, dopo aver sperimentato per tanti anni l'emigrazione alla ricerca di un lavoro e di un benessere che la terra natia non poteva dare. Soltanto alla fine degli anni 90, era l'inizio del 2000, Dronero è diventato un paese di forte immigrazione. Quando ho incominciato ad interessarmi dei nuovi cittadini, non superavano i 200 abitanti a Dronero, mentre oggi i residenti stranieri raggiungono una delle percentuali più alte del nostro territorio. Si parla del 14-15%. Attualmente, dati presi all'ufficio anagrafe a fine aprile di quest'anno, su una popolazione residente di 6.991 abitanti, con un calo, notate, di 74 abitanti dal 2020, i cittadini stranieri sono 1.260, con un aumento di 32. Ci sono 329 comunitari e 931 extracomunitari. A questi numeri però dobbiamo aggiungere quelli che hanno ottenuto la cittadinanza italiana. Nel 2021 sono stati 39, più 10 cittadinanze riconosciute come iuris sanguinis, cioè quelli con un avo italiano emigrato principalmente in Argentina o in Brasile. E quest'anno ce ne sono ancora molti, saranno molti di più nel 22. Non so cosa stia succedendo in Argentina, perché notiamo che vengono molto. Le nazionalità presenti a Dronero sono 47. Le comunità più numerose, al 31/12 del 21, risultano Romania
con 286 presenti, Marocco 258, Costa d'Avorio 218. Seguono poi l'Albania con 117, le Filippine 86 e il Mali 37. Un dato a Dronero particolare, curioso, singolare, è la presenza degli ivoriani, che dal 2003 al 2013 hanno costituito la comunità più numerosa ed anche la più visibile. Difatti danno una percezione per cui a Dronero, siccome sono neri, sembra che ci siano molti più stranieri di quanto forse in realtà non sono. Difatti questo ha suscitato l'interesse della Facoltà di Sociologia dell'Università di Torino con una tesi specifica alla ricerca delle motivazioni di questa scelta. Dopo la prima sanatoria, in seguito alla legge turco-napolitano del 1998, molti che lavoravano in nero nelle regioni del sud, per ottenere il permesso di soggiorno venivano invitati, questo me l'hanno raccontato loro, dai loro stessi datori di lavoro a raggiungere il nord Italia. Così, dopo aver peregrinato in varie località, dormito magari sotto i ponti, su invito di qualche parente o amico raggiungevano Dronero, dove era più facile trovare lavoro e casa. Le case qui, che ottenevano anche a prezzi convenienti, naturalmente erano dislocate nella parte vecchia di Dronero, io mi ricordo, erano senza servizi, tantomeno riscaldamento, spesso umide, buie, fatiscenti, mi ricordo che non avrebbero affittato a nessun altro dei nostri concittadini. Lavoro a Dronero, allora e ancora oggi, erano veramente numerose le piccole aziende, soprattutto di biciclette, che richiedevano una manovalanza generica. Poi anche la campagna qui offriva ed offre ancora oggi lavoro per la raccolta dei frutti, quindi un lavoro tipicamente stagionale. Dal 2002, con la legge Bossi-Fini, che portò alla regolarizzazione in Italia di 700.000 stranieri, si intensificarono i ricongiungimenti familiari. I migranti, che inizialmente erano uomini soli, cose che sono già state dette prima, con le famiglie al loro paese, con il sogno anche per loro di ritornare un giorno in patria, cominciarono a ricostituire i nuclei familiari. Prima sopraggiunsero le mogli, mentre i bambini continuavano a vivere con i nonni o gli zii nelle loro famiglie originarie, che sono accoglienti e allargate. Soltanto in un secondo tempo, ottenuta maggior sicurezza nel lavoro, cercarono di farsi raggiungere anche dai figli. Assistemmo allora alla necessità dell'inserimento di ragazzini di 9-10 anni o 13 o 14 nella scuola elementare o media, con i problemi organizzativi che la scuola ha dovuto affrontare, perché ragazzi che arrivavano e che continuano ad arrivare tuttora. Dopo il 2005 comincia ad affermarsi a Dronero la presenza delle donne rumene come badanti. Anche loro, dopo qualche anno, cercano di ricomporre qui la loro famiglia, con marito e figli, per i quali è però più difficile ottenere lavoro. La crisi economica, che si fa sentire anche da noi dal 2008, viene a turbare il normale e semplice trend dei nostri immigrati, che sono i primi a perdere il lavoro con tutto quello che ne consegue. Dal 2016 compaiono i primi richiedenti asilo, ospitati dalla cooperativa Liberi Tutti a Villare Dronero, dalla cooperativa Insieme a Voi, poi c'era una struttura Villar di un privato ed anche poi la Casa Protetta di Dronero. Nel punto massimo dell'accoglienza negli anni 18-19 superarono io direi che superavano le 100 unità. Oggi invece opera sul territorio soltanto più la cooperativa Liberi Tutti, che ha anche visto negli anni, dopo ce lo confermerà Monge,
mutare la provenienza delle persone accolte. Non sono più tanto dall'Africa, perché questi trovano chi li accoglie, ma sono pakistani, bengalesi, afghani. Cioè c'è stato proprio un cambiamento forte, e con questa presenza di bengalesi e pakistani, solo che io ho notato in questo ultimo anno, che noi vediamo quando vengono a scuola. Questa è la situazione. Vediamo come i droneresi hanno accolto gli stranieri. Troppo spesso, purtroppo, noi ci dimentichiamo di quello che siamo stati, dei trattamenti che abbiamo ricevuto, del difficile e lento percorso di integrazione in paesi a noi vicini come la Francia, la Svizzera, la Germania, o lontani, oltreoceano, come l'Argentina o gli Stati Uniti. Inizialmente, negli anni fine Novecento-2000, quando erano pochi ed il loro lavoro era indispensabile all'andamento dell'economia locale, direi che erano ben accetti, soprattutto gli ivoriani. Ci furono, difatti, in quei tempi anche episodi di solidarietà di fronte a drammi familiari, ricordo la morte di giovani donne, mamme, o per venire incontro alle esigenze primarie di nuclei familiari che si andavano ricostituendo. Con l'aumento progressivo di presenze straniere, però, la situazione è andata via via cambiando. Non si sono registrati episodi particolari di intolleranza o di aperta ostilità, ma oserei dire che un razzismo strisciante sottotono ha cominciato a diffondersi, favorito anche da prese di posizione di qualche partito. Intanto negli anni diciamo che è pure cambiata la tipologia dei nostri migranti. Non sono più come i primi che avevo conosciuto. Molti giovani che arrivano inseguendo il miraggio di una vita, di un lavoro, di un guadagno facile, sono giunti qui al seguito di parenti e di amici che li hanno accolti, li hanno ospitati. Si sono però presti dovuto ricredere che non era tutto facile, che i soldi nessuno te li regalava, come loro pensavano forse, ed alcuni hanno reagito male a questa situazione, con rabbia, con astio, con la pretesa di ottenere tutto e subito. Con l'aumento dei residenti si sono inoltre formati dei gruppi e anche tra di loro non c'è più stata quell'unione e quella solidarietà che li caratterizzava prima. Credo anche che per voler affermare la propria identità, essendo in maggioranza musulmani, notiamo soprattutto gli africani che sono qui sono musulmani, ma anche i pakistani, anche i bengalesi, sì, si sono diventati molto più ligi ai principi della loro religione, cominciando dall'abbigliamento. Mentre all'inizio, soprattutto le donne ivoriane, le marocchine sono più rigide sempre alla tradizione, andavano vestite come noi, poco alla volta, poi hanno incominciato ad indossare i loro lunghi abiti tradizionali ed a coprirsi il capo con il velo. Gli ivoriani hanno costituito a Dronero un centro culturale che loro impropriamente chiamano moschea, che è diventato un luogo in cui incontrarsi nei momenti di feste religiose o familiari, battesimi, matrimoni o anche di dolore, funerali, ed in cui si trovano la domenica per imparare l'arabo e studiare il Corano. I marocchini generalmente si recano a Cuneo, nei locali dei Tommasini. Gli ortodossi rumeni hanno anche a Cuneo la loro chiesa, come pure i cristiani evangelici. Ci sono dei cristiani, però non sono cattolici, sono pochissimi i cattolici, possono essere solo qualche famiglia. Esiste, diciamo a Dronero, una forte Dronero solidale, che ha sempre dimostrato attenzione e disponibilità verso i migranti, fascia debole della popolazione. Alla San Vincenzo e alla Caritas, che gravitano intorno alla parrocchia e che fin dall'inizio hanno provveduto a fornire indumenti, cibo, mobili donati dai droneresi,
si sono aggiunte altre associazioni di tipo sociale, come la Raffaella Rinaudo, la Famiglia, che ora si è chiuso, che hanno risposto alle necessità sempre crescenti degli immigrati, soprattutto bambini, fornendo buoni mensa, buoni acquisto, generi alimentari e materiale scolastico, pagamento di bollette, che sono state sempre coordinati dal consorzio socioassistenziale. Purtroppo dobbiamo notare che all'aumento delle esigenze, perché aumentando esponenzialmente il numero degli stranieri e poi le esigenze anche con la perdita del lavoro e il lungo periodo della pandemia, corrisponde un calo dell'erogazione degli enti pubblici e purtroppo deve supplire a queste carenze il privato sociale attraverso le associazioni di volontariato. A Dronero, ecco, dal 2001 opera anche l'associazione Voci del Mondo, che qui rappresento, e che si pone tra i suoi obiettivi la reciproca conoscenza per favorire l'integrazione, o meglio, più che integrazione io preferirei dire una serena convivenza, che si ottiene soltanto attraverso il rispetto reciproco anche delle diversità. Il motto della nostra associazione è infatti quello di conoscersi per capirsi. Il nostro impegno maggiore è rivolto all'apprendimento della lingua italiana, indispensabile per poter comunicare, per capire ed essere capiti. Purtroppo giungono ancora parecchi analfabeti nella loro lingua o che hanno al massimo frequentato una scuola coranica, quindi diventa difficilissimo. Sono soprattutto donne, ma anche giovani, che provengono generalmente dai villaggi dell'Africa subsahariana o dal Marocco e ultimamente anche dal Pakistan. Fino al 2019-20 l'associazione, oltre ai corsi di italiano e di matematica, che sono basilari e che servono a loro anche per ottenere poi il permesso di lungo soggiorno, proponeva anche un laboratorio di cucito e di ricamo per le donne, con l'intento soprattutto di farle uscire di casa per incontrarsi con altre donne che vivono i loro stessi problemi. C'era un corso di musica e di ballo per un certo periodo e poi un laboratorio teatrale in cui soprattutto i giovani potevano conoscere meglio se stessi e relazionarsi con gli altri al di fuori delle scuole, del solito materie scolastiche come l'italiano e la matematica. Organizzavamo anche incontri sulle tematiche del lavoro, della salute, delle regole indispensabili per una convivenza civile, una convivenza anche con i condomini. Difatti alcuni mi chiedono: ma perché non insegnate come bisogna fare nel condominio, rispettare le regole? No, non è facile. A causa del Covid però abbiamo dovuto sospendere queste attività particolari. Speriamo, ci auguriamo, di poterle riprendere il prossimo anno con l'inizio del nuovo anno scolastico. Il numero di frequentanti i nostri corsi negli anni è lievitato notevolmente per raggiungere quel massimo, quest'anno io penso il massimo delle presenze, superando le 120 iscrizioni. Iscrizioni che non vuol dire che hanno seguito tutto l'anno, perché purtroppo una loro carenza è quello di essere molto incostanti. I risultati difatti non corrispondono spesso alle nostre attese, all'impegno richiesto, però i nostri volontari continuano testardamente a credere nell'importanza della nostra presenza, nella consapevolezza di costituire un punto di riferimento che, se non può risolvere tutti i problemi, può in ogni caso aiutarli a sentirsi meno soli, cioè a sapere che c'è qualcuno disposto ad ascoltarli e, se possibile, ad aiutarli. L'immigrazione sarà sempre più un problema aperto, un problema inarrestabile, non sappiamo cosa succederà tra un po'. Anche chi opera per aiutare in qualsiasi modo questi nostri nuovi concittadini alterna momenti di speranza ad altri di delusione e sconforto,
perché purtroppo ci si sente spesso impotenti di fronte a certe situazioni. Non bisogna però fermarsi, cedere ai pregiudizi, alle false convinzioni che vengono propagate ad arte e servono soltanto ad acuire le diffidenze, le paure, le diversità. Ma occorre saper guardare nel volto, leggere nello sguardo di questi nuovi concittadini il loro vissuto, le loro sofferenze, la loro nostalgia, ma anche la volontà di riscatto e di miglioramento che li anima. Grazie. Grazie mille Elda. Lascerei la parola adesso alla dirigente dell'Istituto Comprensivo Giolitti di Dronero per un tema altrettanto importante, che è quello del ruolo della scuola nella formazione, nell'integrazione e nella convivenza con i nuovi cittadini di Dronero. Quindi lascerei la parola a Vilma Margherita Bertola, che ringrazio molto di aver accettato e accolto il nostro invito. Grazie. Sono contenta di essere qui a presentare un po' la situazione dell'Istituto Comprensivo di Dronero, che dirigo da 3 anni, sono dirigente scolastica dal 2019-2020. A fronte dei vari processi migratori, il Ministero della Pubblica Istruzione ha dovuto affrontare la tematica dell'accoglienza e dell'integrazione degli alunni stranieri, soprattutto dal punto di vista della didattica, della valutazione, dell'orientamento. E già nel 2006 ha emanato le prime linee guida sull'accoglienza, appunto, e l'integrazione degli alunni stranieri, frutto di un'osservazione, di una pubblicazione di modelli sperimentati negli istituti di primo grado e di secondo grado e modelli vincenti. Queste linee guida dal 2006 sono state aggiornate nel 2014, visto appunto l'emergenza e l'innovazione metodologica della scuola. In queste linee guida troviamo non dei programmi didattici, quanto, come dicevo appunto, dei modelli sperimentali, dei protocolli di accoglienza che mettano le scuole nella situazione di poter interagire con l'accoglienza necessaria durante tutto il corso dell'anno degli alunni stranieri e di stabilire dei protocolli anche di relazione con le famiglie. Di recente, proprio quest'anno, queste linee guida sono ancora state una volta aggiornate e con il titolo di Orientamenti interculturali, e si sono focalizzate su 2 nuove emergenze. La prima emergenza, la problematica della poca scolarizzazione dal punto di vista della scuola dell'infanzia dei bambini nella fascia di 0-6 anni, proprio per un modello culturale diverso dal nostro. Situazione che non si presenta a Dronero, dove alla scuola dell'infanzia la percentuale degli alunni stranieri comunque è molto alta. L'altra criticità, l'altro punto che è stato analizzato in questo nuovo protocollo di accoglienza è stata la situazione degli alunni di età superiore ai 14 anni e quindi la loro frequenza alla scuola secondaria di secondo grado e le criticità che si stanno presentando dovute al fatto della scelta dell'istituto superiore, che è spesso focalizzata soltanto sugli istituti professionali e tecnici, dovuto al divario che si crea per la lingua e anche per
la situazione della a volte ripetenza durante gli anni del primo grado, quindi durante la scuola del primo grado, oltre alla problematica del basso tasso di affluenza all'università. E appunto, viste queste emergenze, lo Stato centrale, con le risorse, come diceva bene prima Elda, non sempre riesce a far fronte alle necessità delle varie scuole che hanno percentuali di alunni stranieri diversi a seconda delle varie parti d'Italia. Presento poi alla fine i numeri. Ma visto che appunto mancano risorse a livello di numero di insegnanti da destinare all'alfabetizzazione, all'insegnamento dell'italiano L2, o risorse anche per pagare i mediatori culturali, viene precisato in queste linee guida che è importante che gli istituti sappiano fra di loro fare rete, creare dei patti educativi territoriali che già abbiamo sperimentato nella zona di Dronero e creare delle buone pratiche attraverso la collaborazione con il territorio, quindi con le associazioni presenti sul territorio, con le imprese dove è possibile, con i CPIA, i centri per l'istruzione degli adulti. E proprio attraverso la costruzione di questi protocolli di accoglienza sperimentare delle modalità che consentano di rendere concreta quella che viene presentata appunto come intercultura, integrazione, che va oltre l'idea del multiculturalismo. E quindi raccogliere da questa esperienza di relazione all'interno delle classi dove ci sono elevate percentuali di alunni stranieri, nuove modalità di apprendimento, perché l'intercultura non è un programma di studio quanto è una forma mentis che permette ai ragazzi che si confrontano fin dalla scuola dell'infanzia con loro pari di culture diverse la possibilità di avviare un dialogo e un'accoglienza di nuove culture che permette quindi di superare quell'impostazione che fa sì che ci si concentri sull'idea che la propria cultura deve essere la cultura preminente e quindi l'impossibilità di aprirsi a nuove modalità di collaborazione e di cooperazione. Soprattutto all'interno delle classi la capacità dei ragazzi di interagire con i loro pari è molto alta, specialmente se vengono adottate metodologie didattiche cooperative a livello di peer-to-peer, cioè di aiuto e di scambio reciproco a livello di coppia o di coppia di alunni o a livello di piccoli gruppi. E appunto, come dicevo prima, la percentuale degli alunni stranieri è diversa a seconda degli istituti. L'Istituto Comprensivo di Dronero è una realtà che accoglie da diversi anni, penso, come ha detto prima Elda, dal 2000, una percentuale molto alta di stranieri. Faccio riferimento agli anni del 2018-2019 anch'io, dove alla scuola dell'infanzia la percentuale degli stranieri in 2 scuole di Dronero, la scuola di Piazza Marconi e la scuola di Oltremaira, raggiunge il 40%, a Oltremaira supera il 50%. Alla scuola primaria la percentuale è un pochino più bassa a Oltremaira e Piazza Marconi, ma siamo più o meno in questa percentuale. Mentre in altri plessi dell'Istituto Comprensivo la percentuale varia dal 20 al 10%
in alcune realtà è anche sotto al 6%. Nella scuola secondaria la percentuale è sul 18% di ragazzi stranieri. Le 5 nazionalità sono l'ivoriana, l'albanese, ivoriana, marocchina, albanese, rumena e filippina. Queste sono le 5 nazionalità preminenti, poi ce ne sono tante altre come sono rappresentate sul territorio di Dronero. Per rendere le scuole, specialmente i 2 plessi con un'alta percentuale di stranieri, scuole comunque attraenti, e per evitare una segregazione scolastica, l'obiettivo che ci siamo creati come istituto comprensivo è quella di una ampia progettazione attraverso la partecipazione a bandi delle fondazioni bancarie. La principale nostra benefattrice è la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, la Compagnia di San Paolo e anche la Cassa di Risparmio di Torino. Abbiamo avuto anche dei fondi. Attraverso questa progettazione, questi fondi, che sono quindi da fondazioni private e non sono fondi elargite dallo Stato e dal Ministero, si ha la possibilità di pagare ore di mediazione culturale, perché sono fondamentali per accompagnare la prima fase di inserimento scolastico. Pagare ore di intervento, di insegnamento di italiano L2 che vengono svolte dalle insegnanti curricolari in orario extrascolastico, perché gli insegnanti di questa classe di concorso, che è la 023, vengono assegnati soltanto ai centri di formazione per gli adulti, ai CPIA, non sono disponibili neanche per un istituto comprensivo come il nostro, dove la necessità è significativa. Oltre a questo, il nostro grande obiettivo è quello di creare una ampia collaborazione tra le famiglie, perché la criticità migliore, la criticità più evidente che viene notata dai genitori è questa difficoltà di interazione a livello di collaborazione fra genitori della stessa classe, quando la percentuale degli studenti stranieri è molto alta. Per favorire questo dialogo, attraverso i progetti come il progetto Negaso, dove c'è stata la possibilità di partecipare a delle attività sul territorio, quest'anno abbiamo avviato degli incontri tra genitori con l'obiettivo di creare il comitato dei genitori. Un comitato allargato appunto a genitori di varie nazionalità, perché si abbia la possibilità di conoscere la vision e la mission dell'istituto, i vari progetti che sono in corso e di conseguire il nostro grande obiettivo di far sì che all'interno delle classi non vengano, perché di norma sarà così, eletti ancora sempre genitori italiani. In alcune classi i genitori italiani sono 4 o 5 su magari 15 genitori, quindi il rappresentante di classe è un genitore italiano che si trova spesso in difficoltà a collaborare, a portare le informazioni agli altri genitori. Quindi il nostro scopo è affiancare ogni genitore rappresentante italiano a un genitore straniero. E abbiamo comunque avuto dei risultati molto alti, perché i nostri alunni stranieri sono di seconda generazione, come lo sono già oramai i loro genitori, e quindi la loro volontà di conoscere meglio la realtà scolastica, il percorso scolastico dei propri figli, di poterli accompagnare in questo percorso scolastico, fa sì che si avvicinino molto più volentieri alle nostre varie iniziative e che vogliano dare il loro contributo al raggiungimento delle finalità che ci siamo prefissati. Volevo ancora presentare la situazione i numeri degli alunni stranieri sul territorio italiano. A fronte di una percentuale così alta del territorio di Dronero,
in Italia gli alunni stranieri rappresentano il 10%. Abbiamo 8 milioni e mezzo di studenti e abbiamo 860.000 allievi di cittadinanza non italiana. E sono appunto il 10% degli studenti, ma il 64,5% è rappresentata da stranieri di seconda generazione. Questi alunni frequentano per lo più le scuole del nord, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, hanno un alunno su 5 straniero di seconda generazione e la percentuale molto alta è nelle scuole primarie e nelle scuole dell'infanzia, come dicevo già prima, a fronte di un abbassamento della natalità e quindi una diminuzione del numero degli iscritti dei nostri alunni. Attualmente la percentuale è diventata alta anche nelle scuole di secondo grado, dove abbiamo adesso anche un'alta percentuale di studenti che hanno concluso il primo grado e sono quindi avviati al successivo percorso di studi in un sistema scolastico che è molto inclusivo, perché il sistema scolastico italiano, proprio per la presenza forte di un'organizzazione che è il Ministero della Pubblica Istruzione a livello di scuola pubblica e una bassa presenza di scuola privata e paritaria, e anche con una bassa incidenza delle bocciature, con una selezione che avviene dal secondo grado, mentre per tutto il primo grado gli alunni hanno la possibilità di essere accompagnati, la scuola italiana mette veramente le basi a un discorso, a una prospettiva di intercultura. Ancora in riferimento alla scuola di Dronero, posso dire che in questi 3 anni ho incontrato molte difficoltà per il fatto di questa accoglienza che continua per tutto il corso dell'anno. Quindi significa dover mettere in campo risorse continuamente, una pianificazione che non può essere fatta una volta all'inizio dell'anno e portata avanti, ma deve essere rivista perché gli arrivi sono imprevisti e sono di diverse nazionalità e con situazioni familiari diverse, a volte anche situazioni di fragilità dove c'è la necessità di collaborare, e ringrazio, con le associazioni presenti sul territorio come anche con i servizi sociali. E a fronte però di questa difficoltà la criticità è anche la poca continuità, nel senso che a volte l'intervento è appena iniziato, sta portando i frutti e purtroppo per motivi di lavoro, per motivi familiari, questi alunni devono lasciare l'Italia, spesso per andare in Francia, e quindi il percorso che è avviato non può ancora portare dei risultati. Di fronte a questo però ho visto dei ragazzi che si sono presentati all'esame l'anno scorso, come già l'anno prima, all'esame di terza media con un impegno e con una volontà di raggiungere degli alti risultati che a volte non vedo nei ragazzi che sono nati e cresciuti a Dronero. Penso davvero che attraverso questa rete che c'è fra le scuole, il mio istituto, l'Alberghiero, l'AFP, fra i comuni, l'Unione Montana e tutte le associazioni presenti sul territorio, la cooperativa Liberi Tutti anche, si ha davvero la possibilità di prospettare per questi ragazzi non soltanto più la possibilità di accontentarsi di un'iscrizione ad un'azienda professionale come magari a un istituto tecnico, ma puntare davvero ad una conoscenza dell'italiano che sia un italiano per lo studio, non soltanto a una prima alfabetizzazione con tutte le difficoltà che comportano il dover recedere dall'accesso all'università. Quindi questo è il nostro obiettivo: fornire la migliore formazione a tutti gli alunni, anche all'alta percentuale di alunni stranieri. Grazie. Grazie alla dirigente, dottoressa Bertola.
E adesso ultimo, ma non ultimo, solo in ordine di intervento, ma non di importanza, lasciamo la parola al coordinatore dell'area cunese della Cooperativa Sociale Liberi Tutti, di cui abbiamo già sentito parlare nel corso di questo incontro, che ci parlerà di benessere o stare, nuove cittadinanze in prospettiva. Ringrazio Matteo Monge. Parto con una battuta di un grande maestro, un mio grande maestro e un fine diplomatico, il Cardinal Sodano, che abbiamo salutato alcuni giorni fa, che mi diceva: le uniche cose buone e lunghe sono le salsicce. Perciò direi che a quest'ora possiamo anche chiudere in modo un pochettino più breve e più veloce. Arrivo alla fine di un percorso che ci ha permesso veramente di fare un volo su quello che è il concetto di immigrazione. Ma io chiedo ai tecnici se posso alzarmi, perché io non sono abituato a parlare da seduto. Mi centrate la pancia e non è bello, ma... Vi faccio solo una domanda e voglio chiedervi: chi di voi è nato? Alzi la mano. Chi di voi è nato? È nato. Tutti siamo nati? Michelangelo, se sconacoti? Meno male. Tutti siamo nati. Il parto, che cos'è? È l'unico evento che tutti abbiamo vissuto, che ci accomuna, ma che nessuno ricorda. Ed è la nostra prima migrazione. Pensate che spettacolo. Tutti siamo nati grazie a un parto, grazie a un passaggio, a un'espulsione, a un taglio. La filosofia ci parlava di un largo fossato, di un salto nel vuoto. Ma pensate, noi qui che parliamo di migrazioni e siamo immigrati deontologicamente, nel nostro essere siamo migranti. Poi ci inseriamo negli acciugai, ci inseriamo nelle grandi migrazioni, nelle micro migrazioni. Parliamo dell'immigrazione delle menti brillanti di oggi. Parliamo della grande migrazione dall'Africa subsahariana. Accogliamo gli afghani il 27 di agosto 2021. Stiamo cercando di organizzare l'accoglienza professionale dettagliata della popolazione ucraina. Ma tutti nasciamo come migranti. Ecco perché parlo di benessere e benestare. Perché come il mondo che ci ha accolto da quel mondo vattato che era il grembo della nostra mamma, ci ha accolto e ci ha fatto benestare e benessere, la stessa cosa è il compito nostro. È il compito di questi nuovi territori. Ecco l'importanza dell'essere sempre di più cittadini accoglienti, cittadini capaci di accogliere, cittadini capaci di accogliere nuove prospettive di cittadinanza. E con questo non dico che sia tutto facile, dico che è veramente complesso, ma è una sfida. È la sfida degli acciugai. Non ricordo bene i nomi dei docenti che mi hanno preceduto, ma nell'esperienza, forse il professore che ci raccontava l'esperienza della mamma e del ragazzo, no? che andava, che partiva. Possiamo immaginarci lo stesso dolore per le mamme che mandano i propri figli o dall'Afghanistan o dall'Africa o dall'Argentina o adesso dal Bangladesh, dal Pakistan, come ricordava benissimo Elda prima. Ma siamo chiamati ad essere persone accoglienti. Ecco perché si inserisce, ed è in questo contesto che si inserisce
l'esperienza del progetto Negasso. Quando in prima battuta parlai con Michelangelo e Teresa, che ringrazio oltretutto, sull'idea di dire che cosa facciamo? Un progetto che mette insieme cultura e sociale, un progetto che mette insieme cultura, sociale e scuola, un progetto che mette insieme cultura, sociale, scuola, associazioni e il consorzio. Era una sfida. Eppure quella sfida nasce da una mia immagine, dall'immagine di uno dei primi ragazzi che accolsi nel centro di accoglienza straordinario di Racconigi, che appunto un ragazzino magliano che andò in crisi, andò in tilt, dopo il secondo giorno che arrivò, accusandomi di avergli rubato una plastichina. Una plastichina. Subito iniziai a chiedermi il motivo per cui faceva questo. Poi, aiutato dal mediatore linguistico, riuscii a capire che quella plastichina conteneva per lui, che non l'avevo rubato evidentemente, ma semplicemente era caduta dietro il cassetto, era per lui l'unico memento del suo passato. Lì, in quella plastichina, erano contenute la foto di famiglia e un numero di telefono. E allora ho immaginato, ed è alla base del progetto Negasso, dire: ma pensate alle nostre case come sono musei. Il centrino di nonna, la foto, un fiore, la tazza, la caffettiera, perché mi ricorda qualcuno, perché mi ricorda qualcosa. Perché noi siamo quel qualcuno, noi siamo quel qualcosa, noi siamo le nostre radici. E l'unica cosa che può accomunarci è anche questa. La radice. Ecco la cultura. Ecco perché abbiamo chiesto nei laboratori, nelle prime elementari, nelle quinte elementari, nelle prime medie, nelle terze medie, di ricordarsi oggetti e di portarli direttamente in classe, per dirci: non siamo così distanti, perché io ho la caffettiera di mia nonna, ma tu hai il tappeto che hai portato dal Marocco, e per te questo è radice. Ecco, allora vorrei concludere dando alcuni stimoli e alcuni spunti, che sono spunti che do a me stesso e che provo a condividere con voi. Il primo: la migrazione è un processo lungo. Spesso diciamo: quando finirà, quando si concluderà, cosa facciamo? La dirigente, che ringrazio sempre per la sua attenzione, parlava di progetti, di una progettualità del Ministero. Ma come si fa a progettare un qualcosa che è sempre in continuo movimento? Ieri avevamo l'Africa subsahariana, 2 ore fa avevamo gli afghani, oggi abbiamo l'Ucraina, domani? Secondo spunto: la migrazione è un processo lungo ed è un processo da professionalizzare. Non si nasce cittadini, comuni, territori accoglienti. Lo si diventa, anche lì con dei processi lunghi di sviluppo di territorio, di attenzione al territorio, di politiche sociali attente a queste mutazioni, a questi cambiamenti. E poi si parla di acciughe, si parla di sale. L'ultima battuta, permettetemela. Io mi auguro che tra 10 anni, ma forse anche meno, tra 5 anni, ci potremo ritrovare qui, su questo stesso tavolo, e dirci: acciughe o sale? Oggi potremmo dire bici o sale. I nostri migranti sono attratti da questo territorio perché è una fucina di lavoro. Ma i nostri migranti vengono per lavorare, ma hanno dentro delle risorse. E secondo me il compito di noi come cooperazione, di terzo settore, l'opera culturale che sta facendo Espacio Citan, la presenza scolastica è importante, ringrazio la professoressa Brizio, la dirigente scolastica, le associazioni che vedo qui, la Raffaella Rinaudo, la San Vincenzo, Voci del Mondo,
ci dicono proprio questo. Il nostro compito è quello di non abbiamo bisogno di manovali, abbiamo bisogno che loro provino a portarci qualcosa in più, quel qualcosa in più, quella sfida in più, quel sale, quel pizzico di sale che era fondamentale per conservare le acciughe. Glielo chiediamo alle comunità migranti. Metteteci questo pizzico di sale in una cultura, in un territorio che ogni tanto è un po' stanco e forse ha bisogno di essere rivitalizzato. Solo alcune sere fa, sempre all'interno del progetto, abbiamo avuto occasione di vedere, proiettata la proiezione del film I Murrà. Ecco, e una delle immagini che mi sono portato a casa era vedere questa ragazza kenyota, Masai, con questi colori sgargianti nell'abbigliamento in un territorio piovoso, che era la Valle Gesso in quel momento. Ecco, io mi immagino e chiedo a tutti, in particolare a chi su questo tavolo ha una forza, ha importanza, ha capacità, ha relazioni, a rete, di dirci: proviamo a chiedere alle nostre comunità migranti, alle nostre comunità dei nuovi cittadini, di portarci quel pizzico di sale di cui abbiamo veramente tanto bisogno. Grazie anche a Matteo Monge, grazie a tutti i relatori. Abbiamo leggermente sforato, come da prassi di qualsiasi tavola rotonda che si rispetti, i tempi che ci eravamo dati, ma siamo stati ancora relativamente giudiziosi. Se ci sono delle domande, io direi che possiamo darci ancora un 10 minuti per non far tardare poi troppo, per rispetto appunto ai ragazzi che hanno preparato l'aperitivo dell'Istituto Alberghiero Donadio. Io appunto approfitto, mentre magari qualcuno pensa a fare qualche domanda, approfitto ancora per ringraziare tutti i relatori. Mi scuso ancora con le mie colleghe, con i relatori, col pubblico, per la mia defezione, per questo imprevisto, quindi mi dispiace molto di non essere stata lì con voi, però vi ringrazio tutti per aver accolto il nostro invito, anche Secondo che si è collegato da lontano. Ci sono delle domande, io vedo le vostre facce, ma non vedo braccini alzati, forse l'aperitivo vi attrae verso il cortile dell'alberghiero più che verso il fare altre domande. Se non ci sono altri contributi o altre domande, io vi congederei. Vi ringrazio ancora tutti tantissimo e vi do l'appuntamento, mi raccomando, domani alle 16 per l'inaugurazione della mostra Negasova Valle Casa Mia al Museo Mallet, che comunque resterà visitabile per 2 mesi estivi, quindi chi non avesse modo di partecipare domani potrà comunque avere modo di visitarla nelle settimane successive. Grazie mille a tutti, perché sono state raccontate cose molto interessanti da un punto di vista storico, sociale e molte altre contemporanee sul futuro e il presente di Dronero della Valle Maira, secondo me ci possono dare da riflettere e da agire per gli anni a venire. Grazie mille a tutti e buon aperitivo e buona serata. Grazie.